Allora, mi chiamo Antonio Fallorni, sono nato a Rivoli il 19 aprile 1942, iscritto al gruppo di Buttigliera Alta. Ho fatto l'alpino nell'ottavo alpino Giulia. Cosa ricordi della sera del 6 maggio 1976? Cosa stavi facendo in quel momento e quale era il tuo lavoro? Ma in quel momento lavoravo perché facevo il manutentore alle presse. Avevi già una famiglia? Come accolsero la tua scelta di andare ad aiutare il Friuli? No, una famiglia non ce l'avevo perché ero da sposare, vivevo con i miei genitori e ho accolto la notizia male perché i miei nonni erano dei friulani, quindi ho sentito di più l'effetto della Nel notizia. cantiere di quale paese sei andato a lavorare? Con te c'erano tuoi compaesani o amici? Sì, siamo andati al cantiere numero 5 di Villa Santina e di lì poi ci hanno mandato a aggiustare una casa a Raveo, un paesino sopra Villa Santina che è nella Carnia. Poi sono ancora andato nel 1977 nel fiume But ad arginare il fiume, mettendo delle pietre dentro delle reti metalliche. E sì, siamo fatti una settimana anche Che lì. ricordi hai di quei giorni in una zona tanto devastata? Che sentimenti provavi mentre lavoravi e quanto incidevano questi sentimenti sul tuo impegno e la fatica fisica? Ma ricordo case distrutte, mi sentivo inerte davanti a quello che era attorno a me. Non sentivo tanto la fatica perché pensavo solo a lavorare per aiutare queste famiglie che avevano molto molto bisogno. Qual è stato il tuo rapporto con la popolazione terremotata? Hai mantenuto rapporti con loro anche negli anni successivi? Sì, abbiamo avuto un buon rapporto, ci volevano bene e ancora oggi sono in collegamento telefonico, tutti gli anni ci sentiamo 2 o 3 volte con il nipote di quelle persone dove eravamo andati a ad aggiustare la casa. Pensa dopo 50 anni. Quanto questa esperienza ha influenzato la tua vita e soprattutto il modo di affrontarla? Questa esperienza è stata l'inizio del mio percorso, durato 46 anni di protezione civile. Ho fatto ancora 2 terremoti, un'alluvione, le fiamme a Venaus. Spero molto che se dovesse succedere ancora qualcosa, che ci siano ancora persone che vogliano aiutare i meno fortunati. Io dico sempre che far del bene è la cosa più bella che una persona può fare. Allora vorrei salutare i miei amici friulani, Mandi Fradis, che vuol dire ciao fratelli.